C'era una volta Cappuccetto Rosso era una volta una bella asciutata, una figlia di buchino, e a casa c'è sempre con il telefono in mano a se fa sempre un coppa a Facebook, WhatsApp, a parlare con compagni, e tutte queste cose qua. Fin quando un giorno mamma si rompe un cazzo e dice Cappuccetto Rosso, tu sei rotto un cazzo, ma che ma fa, sempre con questo telefono in mano, sempre a te fa e basta. E quindi decidi di mandarla dalla nonna, dice senta, vattene un po' da nonna, non ci rompe un cacchio, vattene a mangiare un pane di puppetta da nonna che oggi è domenica. E viene te stasera. Capo c'è tutto angrifato, dice te fa sempre questo, e me ne faccio andare a sta casa, me ne faccio andare a sta casa, pigliassi una scelta. Ietta a da nonna, mentre stava camminando per andare dalla nonna, bella buona sentì fa pss 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 pss. Uè bambola! Cappuccetto Rosso, una femmina seria, camminando, no, sono fidanzato, vattene, sono fidanzato, chi ancora pss pss. Posso conoscere, Cappuccetto Rosso sempre che non pensavo, continuava a camminare, cosa, e non caca, continuava a camminare. Fin quando arrivò dalla nonna, bussò il citofono e non rispondeva nessuno. Bussò un'altra volta e non rispondeva nessuno. Bussò un'altra volta e non rispose nessuno. E ricette che si spazio mi è morta fatta, no? E quindi fece fuori uscire la sua frenzolaggine e cominciò a fare così. Ah no! Ah, chiamava lei da giù, chiamava la nonna coppa un po'. Ah no! Ah, chiamava sempre fin quando il cancello si apre. Lei entra e trasa dalla nonna e vede la nonna tutta in salano di suo, un coppanuletto, che cubetta così, l'ucchia arrappata. E ci dice, nonna, che orecchie grandi che hai! E dice, non è per sentirti meglio! Dice, Cappuccetto, nonna, ma che occhi grandi che hai! E per guardarti meglio! E poi dice, ah no! Ma che bocca grande che hai! Dice, non è piuttosto meglio molto vita morta come sto dando a suono!